Negli ultimi anni il trend di incidentalità rilevati sul territorio del Comune di Venezia si aggira intorno ai 1300 incidenti l'anno e mediamente una decina di morti. Quest'anno il dato è fortunatamente in calo, un calo consistente, e abbiamo avuto 4 decessi fino ad ora. Un trend positivo il bilancio di un 2025 non ancora concluso ma dai dati incoraggianti. Sulle strade del veneziano quest'anno ci sono stati meno incidenti e meno morti. L'obiettivo dell'amministrazione però è quello di rafforzare la cultura della sicurezza tra i giovani. Prende così il via il progetto Dalla teoria alla pista, rivolto agli studenti e realizzato dalla polizia locale e dagli itinerari educativi del comune in collaborazione con PGK Karting Venezia, integrando la formazione teorica curata dalla locale all'attività pratica in una pista di go-kart. Il circuito, che sostanzialmente è un circuito del divertimento ludico, per un giorno, per i giorni del progetto, si trasformerà in un centro di educazione stradale. I dati statistici indicano che la prima causa di morte tra i giovani sono proprio gli incidenti stradali. Formare e informare sui rischi delle strade è importantissimo. Questo progetto si colloca proprio su questo ampio servizio educativo che il Comune di Venezia si pone nei confronti dei giovani. Attività di formazione che si inserisce nell'ampia progettualità che vede impegnata la polizia locale in 113 scuole per un totale di 300 classi e quasi 7.000 alunni. Dalla teoria alla pista coinvolgerà invece più di 100 studenti di quarta e quinta superiore. Uno dei problemi principali è sicuramente la distrazione, che è un fattore importante, però il concetto che noi vogliamo far passare è che la prevenzione passa per tutti, non solo per i guidatori, anche per i passeggeri, tant'è vero che come comune entriamo nelle scuole fin dall'infanzia, quindi l'idea di associare l'insegnamento a una parte un po' più leggera credo che sia la ricetta per poter davvero insegnare qualcosa di buono ai ragazzi.